Vogliamo l'adeguamento delle nostre pensioni perché purtroppo manteniamo anche i giovani disoccupati. Forza, il prefetto ci guardi! 500 pensionati veneti dei 3 sindacati confederali sono arrivati in mattinata in campo San Maurizio, a Venezia, per protestare contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi inserito dal governo nella manovra finanziaria. Sono circa 3 miliardi in meno di spesa pensionistica per pensioni per appunto medio-basse, con i quali dei poveri finanziano altri poveri. Quindi il governo di fatto ha programmato quella che è la perdita d'acquisto del potere delle pensioni medio-basse per i prossimi anni, quindi ci ha fatto un bel regalo e su questo regalo ovviamente i pensionati italiani non ci stanno. In Veneto sono oltre 400.000 i pensionati colpiti dal provvedimento, circa un terzo del totale. L'accordo col precedente governo, ricordano, prevedeva la piena rivalutazione di tutte le pensioni dal 1 gennaio 2019, dopo 8 anni di blocco. Questo governo si rimangia la parola e racconta ai cittadini che sta tagliando le pensioni d'oro. Usano questo slogan per sottrarre delle risorse alle pensioni medio-basse. Ancora una volta la fiducia dei pensionati italiani viene tradita, protestano. Ancora una volta siamo noi a pagare il prezzo più alto della manovra con una scelta profondamente ingiusta. Un furto legalizzato e una mancanza di rispetto nei confronti delle persone anziane. Non siamo d'accordo, quindi chiediamo un tavolo di confronto, ma soprattutto abbiamo rappresentato che impoverire i pensionati, che sono già quelli che sostengono figli disoccupati o nipoti disoccupati, vuol dire rischiare la coesione sociale del Paese.